Amici sportivi all'ascolto, un saluto da Siro Palladino che vi parla dal Palla di Sfida Mario Borgia di Barletta per la gara tra Futsal Salinis e Città di Falconara, valida per la 10ª giornata di andata del massimo campionato femminile di calcio a 5. Bea Martin restituisce il pallone ancora a Maite. Si propone Rozza che riceve il pallone in profondità, un intervento un po' duro su di lei. Molto chiuso il Falconara in queste battute iniziali del match. Azevedo il corridoio verso Rozzo che tenta l'anticipo con la punta sull'avversario, prosegue Maite sulla sinistra. La finta di Maite che evita l'avversario, la sua conclusione col destro, trova la deviazione di Ciferni. Richiama la palla a Maite, Rozzo preferisce scambiare con Azevedo che le ritorna il pallone, doppia deviazione, alla fine Antonacci blocca che scaturisce da una rimessa laterale di Maite. Palla centro area per Azevedo che si gira in un fazzoletto e sfiora il gol. Nuovamente in attacco la Futsal Salinis, Martin verso Rozzo, palla respinta, arriva Martin in corsa, tiro ribattuto ancora Maite, corner, Pasquale vicino a sé, palla invece verso Luciani, gran botta di destro con palla che però verso Jessica Ejana. Coppari, la triangolazione ancora con Ejana che arriva sul fondo, rimette questo pallone al centro, rimessa dal fondo, Ejana che va alla rimessa, tocca verso Maite, gran botta della numero 17 che trova una deviazione, Linis. Maite ci prova per Bea Martin che calcia a volo di forza, vince il duello e prova a impostare una nuova azione d'attacco per le rosanero. Martin fa proseguire Coppari, la palla per Josita Azevedo che chiude all'altezza del secondo palo da Antonacci. Ecco lo schema verso Rozzo che fa centro ed è il gol che sblocca la situazione qui al Palla di Sfida Mario Borgia al 13° minuto. Natalia Rozzo porta in vantaggio le rosanero. Di questo nuovo quadro tattico. Vediamo intanto Ferrara in azione per il Falconara. Arriva sul fondo, mette questo pallone. Rozzo si porta il pallone sul sinistro, la parata in due tempi di Antonacci. Potenziale per il momento allontanato. Attenzione a questa palla tesa. Continua il pressing di Ejana, questa volta su Ferrara. Ma il disimpegno del Falconara porta De Angelis a tu per tu con il portiere. Prodezza di Gabi Tardelli. Coppari ha spazio per avanzare. Cerca un corridoio per Rozzo, c'è la diagonale difensiva di Dalla Villa che intercetta. Poi sbaglia il disimpegno, Maite verso Rozzo. Ejana va alla rimessa. Lo scarico su Maite, la conclusione di prima intenzione, 137 secondi ancora da giocare, il corner di Maite verso Rozzo che si coordina per la intercettato da Rozzo. Ancora Ferrara che torna sul pallone, poi Pasquale, la pressione di Coppari che le porta via il pallone. Maite, Coppari, la conclusione nel 7 ancora di Natalia Rozzo, ancora su assist di Maite ed è il 2-0 per la Futsal Salinis dopo appena 21 secondi dall'inizio della ripresa. Rozzo, ancora Martin, il taglio a cercare Maite che si è inserita molto bene, provano a uscire intanto i giocatrici del Futsal Salinis. L'accelerazione di Ferrara sulla destra, la palla tesa, ma bisogna fare attenzione perché come vedete quindi Maite sceglie di ripartire da Azevedo. Ejana fa bene Neri a giocarsela, ma attenzione ad Azevedo che verso Maite che ingaggia il duello, poi supera di palla la numero 21, serve De Angelis, attenzione a Dalla Villa, ottima l'uscita in presa bassa di Gabi Tardelli. Ed eccola che arriva la sirena che ufficializza il verdetto di questa sera. Futsal Salinis 2, Città di Falconara 0. Josita Azevedo, innanzitutto tanti auguri per il tuo compleanno, questa vittoria è sicuramente il più bel regalo che potessi aspettarti. Sì, senza dubbio, 3 punti che abbiamo portato è un bel regalo. La prestazione della squadra è sembrata inizialmente un pochettino sottotono, però poi alla distanza è venuto fuori il valore di questa formazione. La tua valutazione su questa prestazione? Non credo, come tu hai detto, ma secondo me non è stata una partita anche facile perché la squadra avversaria è stata troppo indietro, ha creato anche un po' di difficoltà perché proviamo a calciare e la palla andava fuori o non andava proprio in porta. Ma penso che siamo riusciti a fare 2 belli gol, una d'angolo e un'altra di punizione, e l'importante sono i 3 punti che portiamo.
La parte più difficile del calendario del girone d'andata ormai è alle spalle. In teoria, da qui al termine della prima fase del campionato, sono impegni più abbordabili. Quali sono gli obiettivi a questo punto della stagione? Per me tutte le partite sono difficili, non quelle che già sono passate come quelle che adesso vengono. Sono tutte difficili perché tutti non danno 3 punti, sono tutti uguali. Adesso è pensare alla prossima, abbiamo adesso una sosta per allenare di più, dopo abbiamo il Grisiniano che sicuramente non è una partita facile, ma proviamo a vincere ogni partita, dopo quello che viene è buonissimo. Un piccolo passo indietro, probabilmente però la sconfitta sul campo dello Start è un verdetto immeritato. Quella sconfitta è passata, adesso non possiamo pensare indietro, pensiamo sempre avanti e pensare che venga avanti.